De Laurentiis dopo le critiche dei tanti tifosi del Napoli che non acquistava nessuno. Invece arriva anche Keylor Navas. Allora a questi tifosi, lo sai che fa De Laurentiis? Venite, venite, venite va più perdono. Tutti quanti, venite, venite. Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale se siete nuovi, attivando la campanellina per restare aggiornati con i nuovi video e condividete questo video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Ragazzi, prima di parlare dell'amichevole Napoli-Juve Stabia, dove c'è stata la presentazione di giocatori nuovi, volevo parlare del nuovo acquisto Keylor Navas, che domani svolgerà le visite mediche. Comunque un acquistone, ragazzi, esperienza da vendere per Keylor Navas. È vero che al Paris Saint-Germain ha giocato poco nelle ultime stagioni, però a Real Madrid ha fatto la differenza. E comunque le prime stagioni al Paris Saint-Germain comunque non era da meno, Un portiere che ha vinto trofei come Champions League, Liga Spagnola, ovviamente il campionato francese, cioè porta tanto al Napoli e che può far crescere i tanti giovani che sono arrivati. Complimenti a questo acquistone, grande De Laurentiis, che finalmente hai cominciato a capire, hai costruito una squadra per il futuro. Anche io ti ho criticato, e ancora oggi sono contro di te, nonostante tutti questi acquisti che hai fatto. Però devo complimentarmi per ciò che hai fatto, soprattutto per Giuntoli, perché Giuntoli ha fatto un capolavoro. Ma andiamo a parlare della partita adesso, e parliamo di una partita che il Napoli mi è parso un po' sottotono, anche perché ci sono giocatori che ancora non avevano giocato, che sono ancora in fase di preparazione, perché comunque nel Napoli non sono i cosiddetti titolari. Raspadori che viene dal Sassuolo, mi viene da pensare a Ndombele che al Tottenham non giocava. Eppure hanno fatto vedere qualcosa di buono. Anche lo stesso Ostigard, che comunque non ha giocato, lasciamo perdere le amichevoli estive che valgono quel che valgano. Anche questa partita qui, anche se qui siamo già in campionato, e comunque, come vi ripeto, questi giocatori devono mettere un po' di minutaggio nelle gambe, e certi di questi qui non ce l'hanno. Io ho citato questi 3-4 nomi, ma ce ne sono di più. Lo stesso Simeone. Ragazzi, Raspadori non mi è dispiaciuto, qualche giocata l'ha fatta, è andata al tiro dove il portiere l'ha impegnato, comunque poi ha sbagliato qualche passaggio di troppo, ma comunque la sua partita, diciamo, l'ha fatta, visto il minutaggio che c'ha nelle gambe. Simeone, ci sono arrivati pochi palloni, è stato molto bloccato dalla difesa della Juve Stabia, che c'è da dire, la Juve Stabia è scesa bene in campo, Colucci ha gestito bene la squadra, mi è piaciuta, bisogna fare i complimenti alla Juve Stabia, perché comunque mi è parsa una squadra, no? Che giocava da squadra, e comunque qualche difficoltà ce l'ha data. Il Napoli, dall'altra parte, Ndombele ha fatto un gol della Madonna nel secondo tempo, ragazzi, ma oltre il gol ha fatto anche una buona prestazione. Ma che gol ha fatto però? Mamma mia, ha bucato la rete, ci sta ancora un buco se vai Maradona. Oltre i gol dei giovani di Zerbin e di Ambrosino, che sono molto belli, ma nulla a togliere a loro due, perché Ndombele ha fatto un gol della Madonna. Andiamo a parlare anche degli episodi, perché ce ne sono due di episodi. Al di là del rigore che ci può stare per il Napoli di Simeone, per me c'è anche il rigore per la Juve Stabia, dove Ostigard va un po' con il braccio largo. Quanto riguarda la difesa, io direi Juan Jesus nella norma, ragazzi. Ostigard può far meglio, perché è vero che comunque nelle impostazioni mi è piaciuto, però ragazzi si butta troppo di corpo, troppo sbilanciato, troppo goffo. E poi è andato di scivoloni, che è abituato a farlo un po' sta cosa qui, no? A rischiare il cartellino troppo facilmente.
Questo deve migliorare secondo me Ostigard per essere un buon difensore, un grande difensore. Buono già lo è. Riguardo gli esterni, Olivera sì e no, fase difensiva da rivedere, fase offensiva comunque ha fatto il suo. Dall'altra parte Zanoli mi è piaciuto tantissimo, fra i due Zanoli mi è piaciuto di più, positivo in fase offensiva, bene in fase difensiva, a me piace tanto Zanoli. Secondo me quando c'è la Champions e quando c'hai il doppio impegno fra settimanale, fra mercoledì e domenica di campionato, per me deve giocare di più, perché comunque è un giovane che ha qualità. Centrocampo, un Ndombele mi è piaciuto perché ha sbagliato pochissimi passaggi e poi ha fatto un gol della Madonna. Chi c'è gli altri centrocampisti? Elmas, insomma, normale, dai. Raspadori, anche lui da rivedere, non è stata una delle migliori sue prestazioni, però ve lo ripeto sempre, cosa ha fatto la differenza è il minutaggio per questi giocatori qui. Dall'altra parte abbiamo un as, sappiamo il talento di un as, però non la passa mai la palla, vuole fare Maradona, ma di Maradona ce n'è uno solo, ma lui ancora non l'ha capito e fa sempre la stessa cosa. Si può scartare tutta la squadra, pure il portiere, voleva andare in porta con tutto il pallone. A un certo punto passala la palla, arrivi verso il fondo della porta, mettila nel mezzo dove qualcuno si inserisce e poi la butta in rete. No, testa bassa e può scartare pure il portiere oppure può tirare in porta. Dall'altra parte Politano, anche lui nella norma, non ha fatto nulla di che. E Simeone, come avevo detto ragazzi, molto bloccato dalla difesa della Juve Stabia, ha provato un tiro da fuori. Comunque il coraggio l'ha avuto il ragazzo, l'emozione, un po' tutti, il minutaggio anche per lui. Dovrà trovare la sua condizione che ancora non ha, però sono sicuro che potrà dare una grande mano al nostro Napoli. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto, che aspettate carrozzi, iscrivetevi al canale di Napoliello87. Comunque poi abbiamo visto tanti giovani buttati dentro, che qualcuno non mi è dispiaciuto. Ndombele, mamma mia, così ti presenta, anche se è un amichevole, però che cazzo di gol ha fatto, mamma mia, guagliù, questo già fa paura. Avere un sostituto, ora non so se sarà il sostituto, può darsi anche che sia titolare, perché è difficile tenere uno come Ndombele in banchina, però c'hai tanta... E questo è il bello, che ora c'hai tanta qualità lì, c'hai lo Botka che è diventato un punto fermo del Napoli, perché Spalletti non ne può fare almeno. Ma che giocatore è diventato lo Botka? Ma che è? Iniesta, guagliù. E poi abbiamo anche Issa, abbiamo Zelinski che si è ritrovato al massimo, perché lasciamo perdere che dobbiamo dargli tempo, però in queste due partite ha dimostrato tanto, perché come si trova con Kvara e Osimhen, l'abbiamo visto noi in queste due partite, scambi nello stretto, mamma mia. E poi abbiamo appunto Ndombele, Elmas, Demme che è infortunato. Comunque la rosa ce l'abbiamo. Abbiamo i cambi per ogni reparto, ragazzi, ci divertiremo tanto. Per me, levatevela in da capo scudetto, ma già perché secondo me dopo il 2018 non vedo un'altra squadra che può lottare per lo scudetto come sia quel Napoli lì, perché per me questo Napoli non è a quel livello, però ragazzi il campo parlerà e noi... Niente ragazzi, noi speriamo nell'obiettivo Champions, perché quello è il nostro obiettivo, il vero obiettivo è quello lì, ritornare in Champions, e poi se viene qualcosa in più, ben venga. E niente, buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre, voglio Forza Napoli!